Eder. Mech. Pallister. Trieste ha iniziato a salutare Claudio Sterpin, morto a 86 anni dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale di Cattinara. I funerali di Claudio si terranno venerdì 20 alle 10:30 e termineranno intorno alle 12 con la messa. Qualcuno si chiede come mai tanta attesa prima che ciò avvenga. Le ipotesi che girano in questo momento sono due: i tempi burocratici dovuti alla liberatoria della salma dal momento che Sterpin è morto in ospedale, oppure il fatto che si attende il fratello che sta giungendo dall'Argentina. Ma oggi la notizia non è solo la morte, ma il modo in cui viene ricordato da chi nel caso di Diana Resinovic ha avuto ruoli diversi e spesso contrapposti. Infatti ha parlato Sergio Resinovic, che ha raccontato che Sterpin era uno che non ha mai mollato, che ha sempre combattuto perché si sapesse la verità e che soprattutto ha tenuto sempre la stessa linea senza farsi spostare dalle polemiche e dalle smentite. E così Sterpin se n'è andato prima di vedere una conclusione giudiziaria chiara su ciò che è successo a Liliana. E questo che rende il commento del fratello ancora più amaro, perché non è un ricordo generico, è un ricordo legato a una battaglia che per chi gli era vicino non era un capriccio mediatico, ma un impegno da continuare a tenere. Ha parlato anche il suo legale Giuseppe Squittieri. Sterpin ripeteva spesso una frase secca tipo ordine di servizio, devi cercare la verità, e il legale la traduce così: la ricerca non si fermerà con la sua morte, non è retorica, bisognerà continuare anche senza di lui. E come detto ieri c'è stata anche la reazione di Sebastiano Visintini, che ha dichiarato di aver provato a spronarlo a raccontare cose che non sono mai state dette, e ha anche tirato fuori un rimorso molto concreto, quasi da occasione persa, quello di non essersi mai visti da soli per parlare davvero e provare a capire che cosa fosse successo a Liliana. Sul piano investigativo il punto è che Sterpin da tempo non era più solo un volto televisivo, e infatti ricorderete tutti che la sua deposizione era stata cristallizzata nell'estate 2025. Adesso non ci resta che attendere il deposito delle prove genetiche atteso il 9 marzo e la prosecuzione dell'incidente probatorio indicata per il 30 marzo, salvo ulteriori proroghe. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.